Prosegue la marcia di avvicinamento a Friuli Doc, la kermesse enogastronomica del Friuli, evento considerato il più importante della città. Lo è per cifra tonda, lo è perché questa manifestazione rappresenta un'essenza di un territorio che evidentemente vuole raccontare di più, vuole dedicarsi di più alla narrazione di una regione che è in grado di offrire dal profilo enogastronomico e dal profilo gastronomico delle eccellenze straordinarie. Abbiamo voluto non snaturare la kermesse, chiaramente Friuli Doc rimane, il Friuli rimane l'essenza principale, ma allo stesso tempo a raccontare un Friuli Venezia Giulia che deve vendersi meglio, deve vendersi di più tutti assieme. Il vice sindaco Alessandro Venanzi ha presentato i partner privati del comune, marchi e aziende che affiancano l'ente per sviluppare un programma degno della 30ª edizione. I partner privati garantiranno un introito di 35.000 euro e consentiranno la realizzazione delle iniziative collaterali, tra cui eventi musicali, incontri e mostre, una dedicata proprio ai 30 anni di Friuli Doc. La città per l'occasione avrà il suo dress code da rispettare. La città quest'anno per la prima volta viene vestita a festa, diciamo così, ovvero ci sarà un city dressing grazie anche all'apporto dei partner privati che sono un tratto caratteristico importante che abbiamo voluto preservare, anzi implementare e appunto far rendere presente anche in questa edizione. È una città che si prepara a raccontare se stessa ma in una chiave un po' più evoluta rispetto al passato.